2 incidenti stradali in meno di 3 ore. Il curioso record va a un trasportatore macedone residente nell'Alto Vicentino, che alla guida di un auto articolato è stato protagonista di 2 sinistri nel giro di pochissime ore. Il primo incidente è avvenuto alle 9:30 del mattino di mercoledì a Fara, in via Marconi, sulla quale l'auto articolato si è inerpicato nonostante il divieto per i mezzi pesanti. Dalla direzione opposta arrivava una 500 che, per evitare l'impatto con il tir, si è schiantata contro un muretto. Poco dopo mezzogiorno, quindi, la polizia locale è stata allertata da alcune persone che avevano assistito a una manovra maldestra da parte di un grosso camion che aveva abbattuto una struttura dell'isola ecologica in Corso Garibaldi a Thiene, altra area vietata ai camion. Il conducente del mezzo pesante, raggiunto da uno dei presenti che gli aveva segnalato il danno, se n'era andato tranquillamente. Facile immaginare la sorpresa dei vigili che, visionando i filmati della videosorveglianza, hanno scoperto che si trattava dello stesso camionista fermato al mattino. Al trasportatore distratto sono state comminate sanzioni per quasi 500 euro.